di laggiù. Sì, Stella, se fa riconoscere. Mira. Ma posso secondo, si può pure... Quelli che sono i vari vincitori consegnati premi. Guarda, noi abbiamo tutti quanti che con bell'applauso, la storia del Maio, vediamo se naturalmente tutte quante molto competitive e quelli che piano piano si stanno posizionando. Poi li andiamo a presentare uno a uno. C'è Campolongo, eccolo Campolongo che sta arrivando. Piano piano si posizionano tutti, il cordone è molto lungo. Ovviamente gli ultimi stanno partendo adesso da Fiesto d'Artico, secondo me dal centro, ci mettono un po', sto scherzando, ci mettono un po' naturalmente ad arrivare. Mira, fate ciao con la manina, ciao, benvenuti! Eccoci, poi vedo uno con scritto Venezia, che donne di Mira, donne di Venezia. Un po' è un po', ho capito. È una squadra mista, mettiamola così. Noi abbiamo Mira femminile, abbiamo sì, però hanno detto che arrivano da un po', ho capito. Meravigliose. Vedo un infiltrato o sbaglio, scusami. No. Va bene, allora siamo pronti, posizionati tutti quanti. Io vedrei con me il sindaco naturalmente di Fiesto d'Artico, Marco Cominato, per un saluto, ma anche tutti gli altri sindaci con noi sopra il palco. Comincia a diventare una manifestazione che ha un gran bel curriculum. Certo, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti a Fiesto d'Artico. Saluto gli amici sindaci che ho voluto qui sul palco con me, perché il Palio del Ruzzante ormai è una delle pochissime manifestazioni che tiene unita tutta la Riviera del Brenta, quindi li ho voluti qui sul palco con me e vi ringrazio. 19ª edizione, una data importante, siamo già pronti per i preparativi per l'anno prossimo, per i 20 anni, quindi io ringrazio veramente il volontariato che è l'anima e il midollo, diciamo così, delle amministrazioni tutte. Volevo anche ringraziare la Proloco di Fiesto d'Artico, che si dà da fare ogni anno con le sue tantissime attività, però diciamo così il diamante, il punto culmine delle manifestazioni è proprio il Palio. Quindi io volevo invitare, noi a Fiesto d'Artico abbiamo un vulcano, non so se lo sai, noi a Fiesto d'Artico abbiamo un vulcano che si chiama Raffaella Barbato ed è il presidente della Proloco di Fiesto d'Artico, che inviterei sul palco. Saluto anche l'associazione Carabinieri per averci assistito durante il tragitto, ringrazio anche la polizia locale dell'Unione dei Comuni che siete qua a darci una mano, perché senza di voi non sarebbe possibile realizzare anche la Serenissima, giusto? L'ambulanza per assistere ai nostri atleti che non hanno bisogno di niente, però siete qua e ci dà sicurezza. Grazie ancora. Passerei la parola a Raffaella se vuoi introdurci a questa 19ª edizione.
Allora buongiorno a tutti intanto, mi collego alle parole del nostro sindaco e nei ringraziamenti ovviamente per tutti, la Proloco in primis perché sta lavorando da tanto tempo per questa manifestazione. Ringrazio anche tutti gli sponsor che ci hanno aiutato col libricino che abbiamo fatto che va in tutte le case. E ringrazio soprattutto voi che siete nostra gioia vedervi qua, insomma la nostra gratificazione. Grazie e buon divertimento a tutti allora oggi. Grazie. Ti rubo il microfono Raffaella intanto per ricordare i comuni coinvolti e le squadre. Abbiamo Fiesso d'Artico, Vigo Novo, accompagniamo con un applauso le squadre, poi abbiamo Campolongo Maggiore, Stra, Venezia, Mira e Dolo, e poi lì fatevi vedere cos'è, Campagna Lupia, grazie per essere qua ancora, grazie ancora. E poi io, se non ti dispiace, passerei il microfono che si presentano tutti gli amministratori che sono qui oggi. Allora iniziamo da Mattia Gastaldi, sindaco di Campolongo Maggiore, grazie a tutti, grazie a Marco, grazie a Raffaella per questa bellissima iniziativa. Campolongo Maggiore presente. Grazie, non serve più il presentatore perché ha fatto lui, un showman. Va bene, grazie. L'anno prossimo risparmiamo. Certo, io sono sempre disponibile per Fiesso. Ecco, noi a Campolongo ricordiamo di aver vinto il palio qualche anno fa, poi siamo sempre stati sul podio, quest'anno mi dicono sono agguerritissimi, quindi insomma ci sarà da divertirci. Grazie a tutti e buon proseguimento. Prego Andrea. Buonasera, io sono Andrea Salmaggio, il sindaco di Stra. Mi accodo ai complimenti che vi ha fatto e che ti ha fatto il collega, e non abbiamo nient'altro da dire noi perché quest'anno come squadra ci stiamo allenando. Va bene, ma io volevo dire a voi sindaci, non state comodi perché poi ci sfiliamo le giacche e magari un tiro lo facciamo anche noi come l'anno scorso. Ho i calzoncini corti. Perfetto, molto bene. Ma vi prometto che ci vedremo l'anno prossimo al 20° con una squadra agguerrita. Quest'anno siamo rappresentati bene dalle nostre maschere veneziane, dai nostri abiti storici, quindi quest'anno sfiliamo. Quindi ecco Marco, congratulazioni e complimenti ancora. Alberto? Sì, benvenuto a Fossò. Anche da Alberto Baratto, sindaco del comune di Fossò. Mi congratulo con tutta l'organizzazione, con la Proloco, con Marco Cominato perché è un evento che porta prestigio a tutta la Riviera del Brenta e speriamo di esserci anche noi l'anno prossimo. Ti aspettiamo. Grazie ancora, buon divertimento. Dolo, buongiorno a tutti, grazie a tutti voi, io sono assessore allo sport Cristina Nardo. E allora anch'io ovviamente ringrazio il comune di Fiesso nella persona del sindaco di Dolo e ovviamente la Proloco per questa bellissima manifestazione. Io ho partecipato per la prima volta l'anno scorso e mi sono divertita tantissimo, quindi sicuramente si divertiranno anche tutti i miei colleghi qui perché è veramente bello. E ovviamente noi lanciamo il guanto di sfida al comune di Fiesso che ci ha portato via la squadra e quindi con la nostra nuova squadra ovviamente siamo molto agguerriti. Okay. Grazie Campagna Lupia, benvenuti. Io sono Donatella Bosello, consigliere al comune di Campagna Lupia e guarda, non mi aspettavo proprio una manifestazione così perché è la prima volta che ci sono ed è bello rievocare la vita che facevano gli abitanti di una volta qui in Riviera del Brenta. L'antica arte dei barcari. Sì, è bello proprio una rievocazione tanto per ricordarci da dove veniamo e chi siamo. Grazie Campagna Lupia. Poi abbiamo la Regione Veneto con la consigliera Vianello, prego. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui a festeggiare con noi questa bellissima giornata che insomma è anche un evento che da 3 anni è diventato palio storico, lo ricordo, e quindi ha un'importanza a livello regionale. Ringrazio tutti i volontari e tutte le associazioni, in primis la Proloco con Raffaella che sempre fa degli eventi eccezionali e devo dire che quest'anno ha fatto il massimo perché è veramente molto bello. Grazie. Benvenuta a Pianiga, prego. Grazie, io sono Antonella Borgato, consigliere del comune di Pianiga, è la prima volta che veniamo e manca la squadra di Pianiga, dobbiamo darci da fare. L'anno prossimo ci sarà una sfida, 20 squadre Raffaella l'anno prossimo. Dobbiamo assolutamente organizzare, sono appassionata di dimostrazione per cui questo è il mio ambiente naturale, quindi ci trovo benissimo e capisco quanta fatica ci sia nell'organizzare e per cui avete tutta la nostra solidarietà e ammirazione, complimenti, grazie ancora. Adesso c'è il comune detentore del palio se non mi sbaglio, vero? Mira, benvenuti!
Eccoci, allora io sono Albino Pesce, sono assessore alla cultura, ringrazio il sindaco Marco naturalmente per questa organizzazione, un applauso a Raffaella che è una grande vulcano. Volevo dire, solo per questione di storia, che la prima agenzia, la prima impresa di tiranti nasce da 100-200 anni a Mira, quindi probabilmente ce l'abbiamo un po' nel DNA. E un applauso alle donne, pari opportunità. Venezia, grazie, fatevi vedere, eccole là. Eccole, il prossimo anno ancora più donne, questo è molto importante, quindi grazie a tutti. Allora io ringrazio tutti gli amici amministratori. Aspetta, ti passo questo. Ringrazio tutti gli amici amministratori che sono qui, che staranno con noi fino alla fine. Ti ripasso la parola, viva il Palio del Ruzzante e avanti tutta. Ok, grazie mille al sindaco Piazza d'Artico Marco Cominato, un grande applauso. Grazie a tutte le autorità che sono qui dietro a noi. Assolutamente. Allora adesso come sempre c'è un momento di spettacolo prima di dare Io voglio dire siamo bravi anche a comportare. unica, bravi. Il bancherone di Merlara. Erano 5, mi dicono, che è ancora più difficile, ne ho contate 4, penso un po', quindi veramente bravissimo. E portarsi in postazione. Vigo Novo indossa il colore viola quest'oggi. Sì, hanno la fascia viola, quindi invitiamo tutti gli amici di Vigo Novo prima di avere delle certezze. Anche perché poi ricordiamo che ci sarà una seconda mancia che si va in senso contrario e quindi in quel caso sarà possibile poi attraverso la somma determinare quella che è la classifica finale. 8 le squadre che partecipano quest'anno, come dicevamo c'è anche una squadra femminile. Da battere Elisa è stato di 1:39:11. Ecco, 1:39:11 è il tempo da battere, hanno iniziato la loro corsa. Devo dire che si stanno mettendo veramente anche loro impegno, hanno anche vicino uno che sta, anzi più di uno che sta correndo vicino a loro per fare il tifo, per stimolare. Sì, ma guarda come viaggia veloce, fa anche onde questo assolutamente. Guarda che roba. Ma l'ho detto anche prima, sembra che c'abbia un motorino, questi ragazzi hanno una forza. Ha un fuori bordo, guarda. Partono praticamente quasi da fermi, quindi è lì anche molto faticoso. C'è anche l'assessore che incita, è incredibile, sta facendo la corsa con i suoi cittadini per dare proprio il massimo dell'incitamento. Eccoli gli amici di Mira che stanno tirando, stanno producendo lo sforzo iniziale perché poi bisogna dare il là, insomma, che non è mai facile, partono quasi da fermo. L'inizio è un po' più faticoso, diciamo. Ecco, quando arrivano più o meno all'altezza del palco sono già piuttosto avviati, infatti si vede come la peata effettivamente decolla, corre veloce. Allora invitiamo tutto il pubblico a rimanere su, grazie, siete così gentili. Eccoli gli amici di Mira. Tra l'altro è interessante anche vedere come scelgono la traiettoria, perché ci sono quelli che rimangono proprio a filo con la riva e quelli che preferiscono invece rimanere piuttosto larghi. Infatti loro mi sembrano tendano ad avere questa tattica di stare un po' larghi sulla riva. C'è anche naturalmente l'assessore di Mira che vedo che li sta incitando, sta anche lui correndo con tutta la squadra per provare a dare la carica e l'energia giusta per riuscire a completare la corsa. Quanto siamo, Elisa? Siamo a 53 in questo momento. 53, sono faticati perché non è facile, ragazzi. Fa che caldo quest'oggi. Fa caldo, sì. Sono veramente molto bravi, dicevamo devono superare il minuto e mezzo per fare meglio di Vigo, anzi devono fare meno di un minuto e mezzo per fare meglio degli amici di Vigo Novo. Stanno trainando con gli ultimi sforzi la peata. Siamo a 1:14. Teniamo d'occhio la performance di Mira, il campione in carica, vediamo se riusciranno anche quest'anno a fare una performance davvero straordinaria. Stanno arrivando verso il traguardo, ultimi metri, ultimi sforzi per la squadra con la fascia verde. Sono quasi arrivati.
sono quasi arrivati, credo manchino davvero pochi metri, siamo Arrivati un po' 1:31 e 80. 1:31 e 80, quindi hanno fatto veramente un super tempo. Un super tempo. Beh, da qualche anno è diventato anche palio storico, quindi è diventata una cosa seria e importante. E quindi complimenti davvero a tutti gli amici di Fiesto d'Artico. Pochi istanti per la partenza ufficiale. Ricordiamo, invitiamo il pubblico naturalmente a rimanere sempre sul bordo dietro la linea degli alberi per mantenere la sicurezza e l'incolumità sia vostra ma anche naturalmente degli atleti. 1:24 e 46. Ecco, che rispetto agli amici di Dolo. Allora, pochissimo, perché Dolo ha fatto 1:24,87 fino all'ultimo, quindi 1:24,46, 1:24,87, quindi davvero per pochissimo, quindi sono in testa gli amici di Campagna Luppia in questo momento, ma sappiamo che è solamente un primo passaggio. Pronti, quindi a breve diamo il fischio d'inizio. Allora, come c'è anche Raffaella, ricordiamo che come sempre per questa ospitalità meravigliosa in questo luogo, vero Raffaella, dobbiamo salutare e ringraziare l'ingegner Ghilaldo. Adriano Ghilaldo, che ringraziamo tantissimo. Sono partiti, ecco, 2 secondi. Ecco, quindi fondamentale il suo contributo ogni anno. Allora, sono partiti i ragazzi di Campolongo Maggiore, invitiamo tutti quanti a rimanere dietro la linea degli alberi, eccoli che stanno arrivando proprio qui davanti al palco. Con anche il sindaco loro che corre. Dal primo cittadino, anche lui un primo cittadino dinamico e scattante. 25 secondi, 26. 26, forza ragazzi che dovete fare un gran tempo anche voi, dovete dare filo da torcere, ricordiamo tempo da battere in questa direzione Elisa. È 1:24,46, quindi veramente un tempo piccolissimo. È vero, quindi è un tempo davvero molto difficile da battere, ma gli amici di Campolongo Maggiore ce la stanno. Siamo a 47 secondi. 47, 48, 49, 50, hanno ancora poco più di mezzo minuto per completare il tracciato e per riuscire a stampare il tempo migliore. Gli amici di Campolongo Maggiore che vanno a concludere quindi quella che è la prima manche, 1 minuto è scattato, hanno ancora 20 secondi circa per completare il percorso. Vediamo che stanno dando davvero tutto quanto, le ultime energie. 1 minuto e 10. 1 minuto e 10, le ultime energie per gli amici di Campolongo Maggiore. È dura ma devono dare veramente il massimo perché è stato un tempo straordinario quello della prima manche. Ricordiamo ancora 1:21 e 38, ragazzi. incredibile, hanno fatto un tempo pazzesco gli amici di Campolongo Maggiore. Che sono qui forse qualcosa ti è stato detto. Facciamo l'interrogazione, vai. Facciamo l'interrogazione. Allora, poi questo signore è stato molto gentile, è venuto qui cortesemente a chiedere la classifica. Esattamente. A beneficio di tutti però. Allora guarda, il nuovo ingresso che è la squadra di Scorzè con il colore marrone ha fatto un tempo veramente da paura di 1:29 e 27. Se lo salutiamo intanto lo ringraziamo, quindi sei con noi. Dopo sta passando di nuovo, siamo a 2:21, sommando il tempo precedente. Ecco, quindi Samuele Bambina del palio. Lo abbiamo chiamato, vediamo se arriva così può dire 2 parole. Via! Ecco, i tempi sono naturalmente sommati, lo diciamo, se vedete il tempo di cronometristi è l'insieme delle 2 manche, quindi già avremo così il senso mano a mano che le squadre si completano di chi è stato il più veloce. Siamo all'altezza di 2:53, mancano davvero pochi metri. Stanno quasi per arrivare, eccoli qua. Ultimo sforzo della giornata per gli amici di Vigonovo. 3 minuti. Che hanno superato il muro dei 3 minuti. Ultimo sforzo per gli amici di Vigonovo. Ecco che hanno completato. Allora una manche in 1:23,90. Manche in 1:23,90. Sono pronti per partire da 1:24,87. Vedremo al termine della manche se riusciranno a fare meglio della squadra di Vigonovo. Eccolo che stanno per partire gli amici di Dolo, sono andati, sono partiti, quindi li vediamo in campo di gara. Grazie, siete così gentili, rimaniamo dietro la linea degli alberi per non intralciare lo sforzo dei concorrenti di Dolo. Eccoli che si stanno avvicinando. Eccolo che arrivano, ecco, con la fascia rosa e la
perché devono sommarsi 1.24.87 di prima in tempo per essere inferiori almeno a quelli di Viganovo che sono sul 3.03.01. Ecco davanti, che passano davanti su ragazzi su e stiamo andando verso la seconda parte del tragitto. Ecco il drone che sta anche facendo tutte le riprese dall'alto, meraviglia, meraviglia. Ecco che si stanno avvicinando verso la parte conclusiva della corsa gli amici di Dolo. Tra l'altro siamo a 2.23. ecco, molto bene, quindi qualche secondo ancora per completare la gara. Eccoli che si stanno avvicinando verso la parte conclusiva gli amici di Dolo. Ok, siamo già a 2.38, 2.39 in questo istante, ma devono ancora arrivare. Ancora qualche metro per arrivare al termine del percorso, quindi siamo su 2.50. 2.50, ricordiamo che il tempo da battere è quello di Vigonovo. 3.03.01. 3.03.01, vediamo se gli amici di Dolo riescono a fare meglio, ultimi metri di corsa. Vediamo 2.58.49. Quindi Dolo passa in testa ufficialmente con il tempo di 2.58.49. 2.58.49, complimenti alla formazione di Dolo. Adesso invece c'è un altro test importante perché ci sono i campioni in carica, vedremo subito se riusciranno almeno a portarsi in testa in queste prime squadre che sono scese in campo, la formazione di Mira maschile con la fascia verde. Almeno in due ce la ricordiamo. Allora qualche secondo, vedo, anzi sono già partiti, noi stavamo parlando e invece i ragazzi di Mira sono già partiti, eccoli che stanno trainando, io vedo grande forza, io vedo grande velocità, la squadra di Mira sta dando veramente il massimo per portare a casa, per confermare il successo dello scorso anno. Eccoli che stanno dando veramente tutto. A che punto siamo, Elisa? 2.05 in questo istante. 2.05 in questo istante, devono fare meglio di Dolo che ha fatto? Dolo ha fatto, adesso è 2.58.49. Ecco, c'è tempo. Ecco che stanno dando l'ultimo sforzo perché si stanno avvicinando verso la parte conclusiva della gara. Quindi la squadra di Mira che sta provando a stampare il tempo migliore. 2.28.29 in questo momento, 2.31. Ultimi metri per la formazione di Mira. Vediamo se riusciranno a fare meglio di Dolo. 2.37, 2.38, 2.40. Ultimi metri per Dolo per Mira con la fascia verde. Si stanno avvicinando alla conclusione. Vedo che stanno quasi per arrivare alla fine. Ultimi metri per loro. Hanno fatto meglio di Dolo perché sono 2.51.63. 2.51.63, quindi abbiamo un nuovo tempo migliore. Stanno per partire gli amici di Campagnaluppia. Sono partiti, quindi da questo momento la gara di Campagnaluppia arriva al momento più importante, quindi il momento del massimo sforzo, la seconda manche che andrà a produrre quello che è il tempo finale. Si stanno avvicinando verso la nostra postazione centrale, ecco che stanno arrivando verso da noi. 46 in questo momento è passato vicino alla postazione centrale, stanno andando controcorrenti, quindi inevitabilmente il tempo che faranno sarà superiore rispetto a quello della prima manche, ma poi dalla somma dei due tempi andremo a verificare naturalmente quelle che saranno i vincitori. Eccoli, 2.05. vedo una faccia veramente concentrata, non solamente c'è lo sforzo ma c'è anche la concentrazione. Sono lì belli, tutti tesi, all'unisono si stanno muovendo per cercare di frenare il più veloce possibile l'imbarcazione e riuscire a dare del filo da torcere per gli amici di Mira. 2.23. 2.23, quindi ricordiamo tempo da battere. Tempo da battere 2.51. 2.51, devono fare meglio di 2.51 i ragazzi di Campagnaluppia per superare Mira. Si stanno avvicinando verso la parte conclusiva, vediamo se riescono veramente a fare un grande tempo anche in questa seconda mancia. Siamo arrivati attorno ai 2 minuti e 40, credo 2 minuti e 43 in questo istante. Siamo 2.45 agli ultimi metri, eccoli gli amici di Campagnaluppia nel rush finale. Forza ragazzi, state facendo un grande tempo, vediamo se riescono a completare. No, sono già 2.57. 2.57, quindi non riusciranno a terminare davanti alla formazione di Mira. 3.01.52. 3.01.52, quindi sono in posizione ultima delle 4 squadre che si sono... Quindi niente da fare per Campagnaluppia che finisce in quarta posizione. Ok, quindi adesso la classifica, vedi in testa Mira
formazione maschile, poi in seconda posizione c'è Dolo, poi abbiamo Campagna Lupia e Vigonovo. Sono partiti intanto, vedo che stanno tirando, ecco gli amici di Scorte, quindi invitiamo tutti quanti a rimanere dietro la linea degli alberi. Partiti in questo momento gli amici di Scorte stanno dando il massimo dello sforzo, quindi invitiamo tutto il pubblico a rimanere dietro la linea degli alberi, anche perché vedo che sono veramente un gruppo molto numeroso. Oltre agli atleti che stanno tirando ci sono anche i compagni di squadra che da vicino stanno incitando, stanno dando il massimo. Ecco ragazzi di Scorte, dopo una splendida prima manche, vediamo se riusciranno a fare anche una seconda manche davvero di qualità. C'è anche dietro il cronometrista che li sta aggiornando sulla velocità, sono organizzatissimi, ecco che stanno tenendo un ritmo particolarmente elevato. Vediamo se riusciranno a battere questo tempo strepitoso di Mira, sarebbe veramente una grandissima sorpresa, perché alla prima esperienza i ragazzi di Scorte mi sembra stiano facendo, secondo me, davvero una grande manche, ma come dire, è una sensazione. Vediamo poi se effettivamente verrà anche corroborata da quello che è il tempo finale, anche perché gli ultimi metri poi sono sempre quello più faticosi. 2.30, 2.31, 2.32, si stanno avvicinando verso la parte conclusiva. Ricordiamo tempo da battere 2.51.63, 2.51.63, ancora 11 secondi per riuscire a far meglio dei campioni di Mira. 2.46, 2.47, 2.48, 2.48 e 90, sono passati in testa gli amici di Scorte. Strepitosi. No, loro ragazzi hanno fatto 1.19 solamente per questo piccolo tratto. Intanto con loro partiamo da 1.33 e 88. Sono partite? Ecco, sono partite. Ecco le ragazze di Mira Venezia che si stanno avvicinando verso la nostra postazione. Anche per loro naturalmente una seconda prova dove stanno dando il massimo. Loro utilizzano una tecnica di rimanere abbastanza larghe sul campo di gara, vengono incitate da un sacco di pubblico, tutti quanti a fare il tifo per le ragazze di Mira Venezia. Forza ragazze, forza, danno il massimo. 2.17, eccole, bravissime, stanno dando davvero una grande prova. Ricordiamo che in questo momento, in questa manche, stanno andando controcorrente, quindi stanno facendo ancora più fatica. 2.29, ma la fatica non le spaventa, come vedete stanno dando davvero tutto con grande intensità, con grande forza, gettando un po' il cuore oltre l'ostacolo, quindi stanno per completare anche la loro prova. 2.40, 2.40. Di Mira Venezia 2.40, vediamo se riusciranno naturalmente anche loro a fare un ottimo tempo. Non credo riusciranno a battere i ragazzi di Scorte che sono stati davvero strepitosi, ma vediamo. 2.52 per le ragazze di Mira Venezia che stanno arrivando verso la parte conclusiva. Ultimi metri per loro, le vedo stanchissime, provate, ma non mollano, continuano a tirare naturalmente con tutta la forza che ancora hanno a disposizione per arrivare fino in fondo a completare questa gara, il 19° palio deruzzante che le vede un po' protagoniste uniche per quanto riguarda la sezione femminile, e quindi già complimenti a loro per esserci, per aver accettato la sfida quest'oggi. Ecco che stanno arrivando alla conclusione, così possiamo dare anche il tempo finale. 3.21.50 il tempo finale per le ragazze di Mira Venezia. Direi un grande applauso lo stesso, sono state bravissime, brave, complimenti per essere state con noi nella giornata di oggi. Sono già operativi per prepararsi al via i ragazzi di Fiesso d'Artico. Ecco che la piazza si sta muovendo e quindi siamo pronti per lo start. Partiti i ragazzi di Fiesso d'Artico che stanno dando il massimo dell'impulso. Vediamo la formazione di casa se riuscirà a strappare o almeno migliorare la posizione della prima manche. Invitiamo tutto il pubblico naturalmente a rimanere bello largo, lasciateli passare, che stanno dando il massimo per tenere alta la bandiera di casa. Eccoli i ragazzi di Fiesso d'Artico che si stanno impegnando al massimo, sostenuti da tutto il pubblico, sostenuti anche dal primo cittadino che li sta incitando a gran voce. Forza ragazzi! 2.05, forza ragazzi che potete ancora farcela, stanno dando davvero tutto. Come vedi lo sforzo è tanto, ma loro ci stanno provando a battere il tempo strepitoso di Scorte. 2.19, io vedo una Beata che si sta muovendo in gran velocità, lo dicevo anche prima, però insomma meglio stare
un po' prudenti, ma mi sembra che stiano facendo un buon tempo in questa manche. 2.30, anche perché in questo momento sono a favore di corrente, vediamo se riusciranno a stampare un buon tempo, quantomeno da recuperare qualche posizione. 2.38. Formazione di Fiesso d'Artico che si sta avvicinando verso la parte conclusiva della corsa. Eccoli i ragazzi di Fiesso d'Artico, ultimi minuti, ultimi secondi di gara. 2.50, no. Non riescono ad essere primi in classifica, ma vediamo fino a dove possono arrivare. Ultimi metri per la formazione di casa. Fiesso d'Artico chiude tra pochissimo. E 0.91. Quindi 3 minuti 0091. Per non intralciare, si tratta di una manche fondamentale, possono farcela, c'è anche il sindaco che li sta incitando a gran voce, è davvero una manche che promette scintilla. Da questo momento siamo a 2 minuti, quindi hanno ancora un po' di secondi per riuscire a superare quella che è la formazione di Scorzè, che ha fatto un tempo davvero straordinario. Ecco i ragazzi di Campo Longo Maggiore con la fascia arancia che stanno arrivando verso la parte conclusiva. 2.15, ricordiamo il tempo da battere. 2.48,90. Ecco, c'hanno mezzo minuto circa per poter arrivare quasi al miracolo di battere gli amici di Scorzè. Ultimi metri di corsa, eccolo Campo Longo Maggiore. 2.30, ultimi secondi per Campo Longo Maggiore. 2.38 in questo istante, devono stare sotto 2.48,90. Ecco, ancora 10 secondi per completare il loro percorso, ultimi metri di gara, manca davvero pochissimo. Campo Longo Maggiore, l'ultimo sforzo, niente, non ce l'hanno fatta. 2.53,72, quelli che urlano sono i ragazzi di Scorzè che stanno già festeggiando. Dai, ci raccontate i segreti, venite qua. Capitano, tocca a te. È lui il capitano. Allora, come vi siete allenati? Raccontaci tutto. Beh, noi facciamo parte del gruppo Tiro alla Fune Scorzè, quindi la tiriamo su un modo diverso, però sempre fune in mano. Ecco, quindi vi siete già allenati in passato, insomma, per questo che siete una rivelazione, ma fino a un certo punto. In realtà abbiamo partecipato l'anno scorso col Fiesso e in altre occasioni. Ah, ok, quindi quest'anno siete con Scorzè ed è che vi avete cambiato casacca. Avete dato però per la prima volta la vittoria a Scorzè. Da dove arrivate voi più o meno tutti quanti? Tutti zona Scorzè, qualcuno Maerne, adesso qualcuno Mogliano. Ok, allora andiamo a presentare uno a uno. Tu sei? Io Nicolò. Nicolò, poi chi abbiamo? Giacomo, Max, Jairo, Maurizio, Matteo, Giacomo, Simone. Ecco, chiediamo all'allenatore chi è stato quello fondamentale. Penso migliore è lui. Ma anche fisicamente si vede che uno è anche più sudato, vero che è più sudato degli altri, c'è l'unico che ha la macchia di sudore, cioè davanti lui, è lui che paga da bere adesso. È lui che paga da bere perché effettivamente è stato il più bravo di tutti. Facciamo un grande applauso, bravi tutti, ma come no, bravi tutti, anche perché serve naturalmente una squadra per dare. Ancora il prossimo anno, ma come no, ma ci contiamo, quindi volete tenere alta la bandiera di Scorzè. Perfetto, tra poco vi consegneremo il palio ufficialmente, quindi rimanete qui in zona. Intanto davvero complimenti vivissimi parte dell'amministrazione dei vari comuni. Allora facciamo la foto, fate un bel sorriso che tanto adesso non vi costa niente, sarà più dura farlo dopo. Per i nostri amministratori della Riviera del Brenta, ecco che stanno arrivando, anche loro stanno producendo il massimo sforzo, una formazione mista maschile e femminile, anche se effettivamente sono qualcuno in più in teoria. Dai, la Peata si muove. La Peata si muove, già questa è la prima notizia. Ecco c'è il sindaco di Fiesso d'Artico, tra l'altro primo su tutti, che sta facendo lo sforzo maggiore. Eccoli che stanno arrivando verso la zona del palco. Un applauso ai sindaci, bravi, ce la stanno facendo. Stanno dando il massimo, vedo qualcuno anche che sorride, non so come faccia. Eccoli che stanno continuando l'ultimo sforzo fino in fondo, siamo solamente a metà della gara. Hanno intenzione di farla tutta, questa è la notizia. Stanno già facendo meglio dell'anno scorso. Dai, siamo a 50 secondi. 6 ore e 27, stanno facendo un ottimo tempo, sto scherzando. Però stanno dando tutto, bravissimi. Eccoli che stanno arrivando verso il fondo. Dai, dobbiamo dire, intanto hanno finito la gara. 1 minuto e 2. 1 minuto e 2, vediamo anche il tempo finale, siamo curiosi di capire
quale sarà il tempo conclusivo? Non dobbiamo mentire, dobbiamo essere sinceri, bisogna dare il tempo giusto. Vedo che qualcuno ha già mollato, guarda ancora dire se non ce la fanno, perché in fondo hanno mollato, è rimasto solo lui, è solo il sindaco di Piazza d'Arco che sta girando adesso, gli altri stanno facendo finta di niente. La barca sta andando per inerzia in questo momento, basta, è finita, non ce l'hanno più fatta. 1 minuto e 35. Basta, hanno finito, è finita, finiamo così. Eccole le nostre bellezze che tra poco premieranno naturalmente i vincitori di questa edizione 2024 del Palio del Ruzzante. Allora siete pronti, sbandieratori? Ci siete? Ok, allora vi lascio a voi naturalmente la parte centrale del nostro giardino per un momento di spettacolo. Con il rullo dei tamburi stanno tornando anche i nostri sindaci che hanno prodotto il loro sforzo, stanno arrivando, ma io li vedo ancora belli carichi in verità. Quindi salite tutti quanti, io direi anche di sentire la voce del sindaco. Allora Marco, è stato davvero un'edizione bellissima. È stata un'edizione bellissima che ci ricorderemo per un po', visto anche la caduta del Ramo. Come no, questa farà storia purtroppo. Esatto, ma che fortunatamente non sono feriti nessuno, quindi ecco. Grazie a tutta la comunità della Brenta. Un secondo perché, allora ti passo questo. Ringrazio tutta la comunità della Riviera del Brenta che ha riempito il parco di Villa Contarini. Mi scuso per l'accaduto, ma non è successo niente di grave con nessuno, grazie a Dio. Io ringrazio intanto gli amici sindaci che hanno riempito e colorato la giornata di oggi, che grazie a te è stata straordinaria, e ci rivediamo l'anno prossimo. Ti ripasso la parola. Certo, anche perché adesso abbiamo il momento delle premiazioni, quindi un momento davvero speciale. Allora invito con me Elisa qui davanti, perché invitiamo adesso una a una tutte quante le squadre. Cioè, l'hai conservata la classifica, Elisa, per completare naturalmente. Eccola qua, ecco, ho fatto slalom tra le miss. Ecco, adesso invitiamo allora tutte quante le squadre ad avvicinarsi al palco, perché c'è il momento della premiazione. Vi premiamo tutti, quindi c'è tanto per tutti quanti, abbiamo un sacco di bottiglie perché vi vogliamo guarda belli qui, allegri. guarda quante. Ecco, abbiamo un'intera cantina praticamente a disposizione. Ed è arrivata anche la nostra Raffaella. Vieni Raffaella per un saluto. Allora, anche quest'anno è stato insomma, un bel compito realizzare questa 19ª edizione del Palio. Sì, è una grande soddisfazione, anche oltre al lavoro, che quello fa parte del gioco. Di chi organizza, insomma. Di chi organizza. Allora è una grande soddisfazione anche per tutti i tiranti, per le squadre. Ovviamente il tempo ci ha aiutato molto. Giornata speciale oggi? Ecco, non ho altro che ringraziare tutti. Per fortuna, come ha detto il sindaco, non è successo niente, soltanto piccoli disagi, però ecco, per se cadeva stanotte o domani era meglio. Era la fortuna proprio. Grazie Raffaella, complimenti. Facciamo un applauso a Raffaella che ha organizzato grazie mille, grazie. questo bellissimo evento. Allora ti ripasso la linea Eli. Allora, certo. Adesso andiamo a chiamare uno a uno tutte quante le squadre. Partiamo con l'ottava. Io direi di partire con la squadra femminile intanto, che ha e sono loro, Mira. Ecco, che ha reso, diciamo così, onore alla manifestazione con diciamo, la loro partecipazione. Quindi la squadra di Mira Venezia femminile sul palco, grazie per la premiazione. Ecco le belle scattanti, tutte le ragazze di Mira. Ricordiamo che loro hanno portato a casa un tempo di 3 minuti 21,50. Bravissime, complimenti. Ecco, adesso le presentiamo una a una tutta quanta la squadra. Allora, c'è una capitana? Arriva Matti, ecco, è la capitana. Ok, complimenti intanto che avete accettato la sfida. Ah, ok, quindi avete accompagnato i fidanzati. Ah no, fidanzati.
Ciao ragazzi, ah ok, ma non c'è neanche una fidanzata con uno dell'altra squadra? Ah, due, vedi che... Ok, come sono stati loro? Bravini, dai. Abbastanza bravi, non come loro ma abbastanza bravi. Non sprechiamoci troppo nei complimenti. Presentiamoli una a una. Cristina. Io Matilde. Laura. Eleonora. Arianna. Bene, un grande applauso generale. Brave ragazze. Bravissime. Anzi, se volete prendere una a una tutte quante le bottiglie, il sindaco, dai. Bravissimo. Ecco, una testa così potete brindare. Anche perché sento profumo di panino, quindi digerite così, mandate giù il panino. Dai, che meraviglia. Avete mangiato. Andate a casa belli allegri stasera, Ok, complimenti, foto ricordo. Sulla bottiglia. Eccole. Complimenti e viva la squadra femminile. Brave ragazze, complimenti. Che forza. Grazie mille, complimenti, vi concediamo. E adesso andiamo con la settima posizione, la portata a casa il Vigo Novo, quindi chiamiamo i ragazzi di Vigo Novo che hanno fatto un tempo di 3:03 e 01. Vigo Novo sul palco, grazie. Eccoli, sono rimasti solo in 3, gli altri sono già andati a casa. Ok, allora presentiamo, tu sei? Perfetto, allora vi passiamo le bottiglie. Ecco, così festeggiate. Fate anche voi la consegna a tutti quanti, certo. I colleghi, i tiranti. Non dicono mai di no, vedi? Questo è un dono gradito. Gradito. Sulle bottiglie anche voi per la foto ricordo. Evviva gli amici di Vigo Novo, complimenti, ecco il fotografo. Eccolo qui. Grazie, complimenti, vi concediamo. Sì, hanno portato via anche per gli altri. Hanno fatto scorta. Andiamo Poi, alla sesta posizione abbiamo Campagna Lupia che ha portato a casa il tempo di 3:01 e 52. Abbiamo anche una rappresentante dell'amministrazione di Campagna Lupia, allora è andata così. Dai, sesta posizione. È importante partecipare, comunque non sono arrivati ultimi, già importante. Volevo solo ringraziare tutti e ringrazio da parte dell'amministrazione di Campagna Lupia perché siamo stati invitati a questa festa favolosa. Grazie di essere stati con noi, grazie mille. Allora, proseguiamo adesso con la classifica. Certo, quinto classificato Fiesso d'Artico con un tempo di 3 minuti 00 e 91. C'è un po' di delusione di Fiesso d'Artico, ma in questo momento solo applausi per ragazzi. Quinta posizione, non è mica... Ecco, il fair play assolutamente, ma da domani sappiate che arriveranno i lavori quelli duri perché ha scelto di fare penitenza, sì, no scherzo, ci mancherebbe altro. E domani sarà lunedì nero. Sarà lunedì. Assolutamente, anzi una bottiglia per tutti per brindare, grazie, complimenti ragazzi, perché è una sfida dura. Chi è il capitano? Eccolo qui. Ciao, com'è stata oggi? Oggi è stata un po' dura, però siamo comunque felici, è sempre divertente, è una manifestazione piccola ma caratteristica e è sempre bello. E mi confesso, l'anno prossimo andrà meglio, faremo di meglio e ci prepareremo di più. Ecco, bravi. Bravi ragazzi. Sono motivati. Bravi. Grazie mille, foto ricordo. Andate a brindare insieme agli amici. Grazie amici di Fiesso d'Artico, complimenti, padrone di casa. Quarta posizione invece si preparano a salire i ragazzi di Dolo che hanno raggiunto il tempo di 2 e 58 e 49. Ecco, so che abbiamo anche i rappresentanti dell'amministrazione di Dolo. Tra l'altro se non era il mio stesso cognome perché si chiama Nardo, no? Ecco, vedi che fortuna, c'è anche io lo stesso cognome. A te la linea. Beh, allora i ragazzi sono stati bravi, era per la prima volta per quasi tutti e quindi insomma un quarto posto, ci abbiamo creduto fino alla fine ad arrivare terzi, però poi insomma l'ultima squadra, l'ultimo ci ha portato via il terzo posto. Comunque bravi e ormai adesso abbiamo la squadra che speriamo che il Fiesso d'Artico, il comune, non ce la porti via. Per una curiosità, ma la maglia l'hai scelta in pandanna? No, guarda. È stato un capo. È uguale. C'è un altro rappresentante, sempre di Dolo? Il sindaco! Sono di Dolo, saluto tutti, grazie. Benvenuto! Ma senza fascia non la riconoscevo, è lei è il sindaco, bene. Complimenti allora agli amici di Dolo, aspetta che ci prepariamo per la foto ricordo. Eccoli. Anche anche a lei. Alla sindaca di oggi. Mi sembra numeroso. Bel sorriso. Eccoli. Complimenti a Dolo, quarta posizione.
Bravi ragazzi, complimenti. Bravi. Vi concediamo, in bocca al lupo per il prossimo anno, buon ritorno a casa. Adesso proseguiamo con la terza posizione. Terza posizione per Campolongo Maggiore con il tempo di 2:53,72, ottimo tempo anche loro. Eccoli, sono sul podio ragazzi di Campolongo Maggiore, davvero complimenti. Abbiamo un rappresentante dell'amministrazione di Campolongo Maggiore, eccolo qua con noi. Abbiamo il sindaco. Eccolo qua, abbiamo anche le nostre liste per premiare, adesso tocca a loro. Allora sindaco, è stata comunque una buona terza piazza. Sì, è stato un buon posizionamento, loro si sono allenati tanto. Oggi mancava il capitano perché è stato fatto bene, però insomma arrivano a casa con un terzo posto e indipendentemente dalla posizione io vorrei fare un applauso non solo a loro, ma a tutti quelli, i ragazzi e le ragazze che hanno tirato, perché posso garantirvi che è una fatica immane e quindi insomma dei ragazzi e delle ragazze che si mettono a disposizione gratuitamente per rappresentare proprio il territorio, credo sia davvero una cosa bella e apprezzabile, insomma eccezionale, quindi grazie a Campolongo e grazie a tutti quanti. Bravi! Allora adesso abbiamo le misse che Aspetta che li premiamo con le misse. Eccole qua. Poi non sarà anche il terzo premio perché per il terzo premio vanno dopo a ritirarlo. Vanno a ritirarlo da Raffaella perché c'è ciccia, figlie diciamo così. C'è tanta roba in palio. Anton, era qui davanti, era qui. Lo vogliamo sul palco, eccolo Anton, che anche lui ha partecipato, tra l'altro proprio con un passaggio finale. Lui è passato direttamente con Rudolf! Ciao Rudolf! È Rudolf lui! Quando ricordo anche con te allora insieme alle misse. È ripartito, è ripartito. Perfetto, un applauso a Campolongo Maggiore! Bravi! Grazie Rudolf! Grazie agli amici di Campolongo Maggiore! E adesso congediamo i ragazzi di Campolongo Maggiore e chiamiamo qui sul palco i ragazzi di Mira, seconda posizione, un tempo da paura, con 2:51,63 appeso a Mira. Bravo Rudolf! Complimenti! Allora, abbiamo adesso i ragazzi di Mira, bravo, rimani con noi? Dai, facciamo le premiazioni ancora, rimani con noi? Aspetta che dobbiamo premiare però, dopo. Prima le premiazioni, poi canti. Intanto se vuoi mangiare, che vedo che poi non perdi pezzi, che buona. Anzi un po' piccolo anche, mi fa pure gola. Allora, ragazzi di Mira ci sono tutti. I ragazzi di Mira ci sono tutti, abbiamo anche i rappresentanti dell'amministrazione. Eccolo qui. Come dicevamo, è stata una grande... Allora, questo è lo sport ed è bene così, 2 secondi non sono nulla, ma io direi grazie veramente a tutti quelli che hanno partecipato, grazie al sindaco che ci mette il cuore per fare questo e dà l'idea di una città unica della Riviera del Brenta e questo è quello che vogliamo, quindi grazie a tutti. Grazie mille. Allora facciamo una foto ricordo mentre le liste prima consegnano le bottiglie e poi facciamo la foto, ok? Ecco, consegnate pure le bottiglie alla squadra di Mira, seconda classificata al 19° palio Garuzzante. Anche tu l'hai fatto, sì. Anche loro dopo passeranno da Raffaella perché anche per loro ci sono una... Esatto, poi passa da Raffaella per la squadra verrà premiata ulteriormente oltre alle bottiglie che le misse stanno consegnando. Bravissimi, ecco li facciamo, le consegnate a tutti? Consegnate a tutti, avanzano, mettili qua, sicuramente non avranno perso le bottiglie. Allora mettete tutti quanti vicini che facciamo la foto. Foto ricordo ragazzi, guardate il fotografo qui sotto, eccolo qui, un bel sorriso alla squadra di Mira, eccoli qua, belli, bravi. Ok, adesso siamo pronti a congedare la squadra di Mira perché arriva il momento dei vincitori. Arriva il momento dei vincitori, quindi chiamiamo sul palco la squadra di Scozze con il tempo migliore di oggi, 2:48,90. Prego ragazzi! Direi con me anche l'autore del premio, quindi l'autore del paglio. L'autore del paglio, prego. Prego l'autore del paglio che salve con noi. Ti vai per un pezzo di canzoncine come prima? Nella barca, via! Intanto stanno arrivando i ragazzi, eccoli qua, tutti sopra.
E abbiamo anche la musica. Bravissimi, ho fatto la colonna sonora per premiare i vincitori. Allora adesso le misse consegnano le bottiglie e poi il nostro autore del palio. Intanto lasciamo la consegna delle bottiglie così togliamo le bottiglie di mezzo, non ci facciamo del male. Allora, devo dire davvero complimenti alla formazione di Scorzè. Certo. Sono stati davvero bravissimi. Allora, spieghiamo anche che cosa la figura al palio, perché l'abbiamo spiegato prima, magari non tutti l'hanno segnato. Assolutamente, abbiamo il sindaco che adesso qua davanti di qua. Ecco, allora, che cosa ricorda il palio? Raccontaci. Ricorda il leone che c'è dentro tutti noi, il simbolo di Venezia. Vorrei ricordare un leone che è morto l'altro giorno salvando una ragazza a Mestre, che sta come rubato per salvarla a cazzo la vita. Questo è lo spirito che c'è qui nei Veneti, è una bellissima cosa. Devo dire che è una dedica bellissima quella che hai fatto, complimenti. Lo consegniamo allora ai vincitori. Vince Scorzè! Complimenti! Bravissimi! Fiesto Nordico vi abbraccia, complimenti ragazzi! Lo portate a casa, questo è vostro, questo è vostro. Tra l'altro hanno già detto che torneranno il prossimo anno perché sono divertiti un sacco, La rappresentante dov'è? Eccola! Allora, aspetta che passiamo al microfono. Sì, piacere a tutti, sono la vicepresidente dell'associazione Tiro alla Fune di Scorzè. Questa è la maggioranza, sono tutti atleti della nostra associazione e poi c'è Jairo della staff pesistica, ma la maggioranza sono appunto sono tiratori del tiro alla fune. Per chi non lo conosce è uno sport molto bello, molto faticoso. Si allenano tutto l'anno, almeno 3 volte a settimana, più l'allenamento in palestra ulteriore, e per prepararsi alla stagione estiva in cui ci sono i campionati italiani. Alcuni di questi atleti sono anche appena tornati dalla nazionale, erano convocati in nazionale e sono tornati dai campionati mondiali in Germania. Perché campione, allora salutaci Mestrina, ok? Io invito tutti gli atleti a fare un passo indietro. Sindaci, venite davanti che ci circondiamo. Ecco. Anche la Voga Rivera, venite qui sotto al palco, che siete, se non c'eravate voi il palio non si poteva fare, quindi avvicinatevi qui sotto al palio, che ci facciamo una foto insieme, va bene? Prego tutto l'equipaggio, grazie. Sindaci, ci apriamo un po' che facciamo vedere la squadra che ha vinto, scusatemi, ecco. Ci sei? Perfetto, ci siete tutti? Bene? Ci siete tutti? Io aspetta che copro il metto di qua con Raffaella. Ecco, ci siamo tutti? Pronti all'anno prossimo, 20ª edizione del palio, grazie! Buona serata a tutti, grazie! Evviva Fiesto Nordico dei comuni della Riviera del Brenta, buona serata a tutti, grazie! La consigliera regionale che ci chiude un po' la manifestazione, è stata una grande emozione. Sì, è stata una giornata da brivido sotto tutti i punti di vista. Ringrazio tutte le squadre che hanno partecipato e faccio i complimenti alla squadra che ha vinto, perché è arrivata all'ultimo momento e ha fatto veramente un ottimo risultato. Noi ci prepareremo tutti con le nostre squadre per la 20ª edizione, che sarà sicuramente scoppiettante. Grazie. Ricordava la prima importante che è stata anche da qualche anno. Allora, ricordavo sì che da qualche anno il palio del Ruzzante è stato anche riconosciuto come palio storico e quindi è rientrato dentro al registro delle feste storiche, e quindi questo è un grandissimo privilegio ed è, diciamo, una cosa che ci identifica, perché ci dà notorietà e evidenzia il fatto che le tradizioni venete noi le raccogliamo e le diamo ogni giorno e diamo valore, e quindi ringrazio la Proloco che dà la possibilità tutti gli anni di evidenziarlo. Grazie. Grazie mille, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti di essere stati con noi, buona serata, al prossimo anno, evviva, grazie, complimenti a tutti!